Tutto pronto per la terza corsa, è la prova gentleman di serata. Sono in 10 al via dopo il ritiro di Chaos LL. Rimangono così 5 in prima fila e sono 5 anche in seconda. I favori al gioco sono per All About Me Otello Zorzetto, numero 11 dello schieramento, lui il più atteso e anche il più giocato, quota in discesa per lui. Autostart in movimento, all'1 Vasterbo Sky High, 2 Cameliast, 3 Artistone Jet, 4 Eloigio Francis, 6 Emily SSG, in seconda fila 7 il Diablo LL, 8 Ellington Treb, 9 Back on Top, 10 Stalba Pax, 11 All About B. Favorito appunto All About B, 2,10, 3,75 Back on Top, 6 Eloigio Francis, 7 Artistone Jet, questi più attesi. Autostart che prende velocità, si prepara al lancio. Parte. È veloce Eloigio Francis che prova a scavalcare Artistone Jet ma non ci riesce dalla seconda fila. Velocissima è Stalba Pax. Poi ancora Emily SSG, in corda Cameliast che precede Vasterbo Sky High. Parcheggia in seconda posizione Eloigio Francis alle spalle del leader Artistone Jet. Allo scoperto c'è già All About B. Sulla retta opposta alle tribune Artistone Jet guida nei confronti di Eloigio Francis ed Stalba Pax. Allo scoperto risale All About B dopo 400 in 28,7. Parecchio svelti Artistone Jet che come sua caratteristica una volta presa la testa cammina all'avanguardia. Eloigio Francis rimane secondo avanti ad Stalba Pax. Allo scoperto sempre All About B che va a raggiungere Eloigio Francis. Poi ancora Cameliast in corda, in pariglia Emily SSG, poi Ellington Treb, quindi Back on Top sotto alle tribune. Artistone Jet prosegue da netto leader nei confronti di Eloigio Francis, Stalba Pax e All About B. 57,5 i primi 800 di gara sul piede dell'1:11,8. È pesante la corsa per All About B che è allo scoperto e Artistone Jet continua in vantaggio, lo segue sempre Eloigio Francis, poi Stalba Pax, quindi Cameliast, ancora Emily SSG, prova a muoversi dal fondo, Back on Top che ha risparmiato dopo il chilometro in 1:12,5 e Artistone Jet non accenna a flettere l'andatura. Eloigio Francis sempre nella sua scia, si sposta dalla corda e Stalba Pax. Poi in corda Emily SSG, numero 8 proteso in mezzo alla pista, Back on Top ma ancora distante, è sempre in vantaggio Artistone Jet, prova ad andarlo a prendere e Stalba Pax che scavalca Eloigio Francis all'ingresso della dirittura d'arrivo e Stalba Pax prova ad arrivare a tiro di Artistone Jet che ha ancora 2 di margine, insiste Stalba Pax che va all'attacco e al centro della pista c'è Cameliast ed Ambio invece il Diablo LL e Stalba Pax vince nettamente nei confronti di Cameliast. Al terzo posto Artistone Jet, 1:13,6 la partenza per andare terza in corda dalla seconda fila di Michela Rossi e poi il spunto conclusivo per la vittoria di Stalba Pax, il training di Salvatore Valentino per i colori di Vincenzo Lauricella. Se l'è data a gambe e Artistone Jet come da caratteristica, ha pagato caro però il ritmo negli ultimi 100 metri e Stalba Pax è la più fresca, viene a vincere nettamente. Sul palo al secondo posto c'è Cameliast, al terzo Artistone Jet.